entro 10 giorni il ministro chiuda l'Hotel Paradiso e ripartiamo dall'accoglienza diffusa. Questa la provocazione che lancia il sindaco di Noventa e segretario regionale del PD Bisardo. Ha chiesto infatti al ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere l'Hotel Paradiso, dove dal 2015 sono ospitati almeno 80 richiedenti asilo. Quella dell'esponente Dem è una provocazione lanciata alla Lega. È un'apertura all'accoglienza diffusa, perché in questo caso, in questo momento, proprio perché ci sono stati dei territori che hanno alzato la bandiera del no perché faceva comodo ed era una resa nel breve elettorale nei confronti dei cittadini, hanno fatto portare il peso a qualcun altro che lo porta anche per loro. Quindi io dico, ripartiamo da zero, tiriamo una bella riga nera in un foglio bianco e ognuno faccia la propria parte. Noi l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farla. In questi anni, continua il sindaco, abbiamo accolto più di altri. La quota di 3 richiedenti ogni 1000 abitanti è superata perché non tutti i territori hanno aderito all'accoglienza diffusa. Questi problemi epocali, le migrazioni sono dei fenomeni epocali, nel breve possono essere gestiti nei confronti dell'opinione pubblica con un bello slogan: finita la pacchia. Ma la pacchia in realtà o è finita per tutti, a questo punto, ripeto, chiudiamo per tutti quanti, nel caso mio anche l'Hotel Paradiso, oppure la si affronta con concretezza e serietà e soprattutto responsabilità. Tutti uguali, tutti figli dello stesso Dio e non figli di un Dio minore.